Audace Montipallidi, vittoria di misura per l'Audace. Nei primi 15 minuti rimane equilibrata la situazione, con l'Audace in maggiore pressione. La pioggia non supporta lo spettacolo, rendendo il campo pesante e aumentando l'imprevedibilità. Infatti, come pochi si aspettavano, la Montipallidi segna per prima con De Ville. Il pareggio biancazzurro arriva con il rigore dubbio di Battista al 41esimo. Il secondo tempo marca Audace, ma la Montipallidi regge bene. Zanoni però pesca il jolly e regala un assist d'oro a Gritter per il gol del raddoppio, partendo da posizione dubbia. Termina così 2-1 una discreta partita. Caurio al Tesino. Diverse espulsioni segnano questa partita. I locali le sbloccano all'ottavo con De Tomaso, confermando il momento positivo suo e della squadra. Poi il gioco diventa rozzo e maschio, la partita prosegue tra calci sulle gambe e ben pochi calci in porta. Al 50esimo D'Agostini raddoppia, ma il Tesino, di rabbia, per davvero, accorcia 5 minuti più tardi con Manuel Minatti. Ci limitiamo a parlare dei gol perché ci sembra eccessivo raccontare le 7 espulsioni complessive della partita. Termina 2-1 una partita molto violenta, ma che conferma un'ottima Cauriol. Cornazzi Premiero, prima vittoria stagionale per i gialloverdi. Partono comunque meglio gli ospiti che giocano meglio palla a terra, segnano al 26esimo con Zuliani. Dopo una prima frazione migliore degli ospiti, nella ripresa cambia tutto. Nicolau viene steso in area, al 50esimo Colla trasforma a rigore. Poi Tavernaro inventa, guadagna un rigore da solo contro tutti, ma il portiere Vecchi, che ha commesso fallo, para bene. La svolta arriva al 92esimo. Sonato viene steso da Rossolin che viene espulso e regala il rigore della vittoria a Elis Bibai. Finisce 2-1. Ortigaralefre Ischia, bloccato sullo 0-0 il big match di giornata. Il campo non favorisce il bel gioco, ma le due squadre si provano comunque. I più intraprendenti sono i locali che creano molto, mentre l'Ischia si prova in contropiede sfruttando l'esperienza di Polenta. Il secondo tempo, se possibile, è ancora più a senso unico, ma inutile. Malpaga para il parabile, l'Ortigaralefre sbaglia lo sbagliabile. Tra i rimpianti dei padroni di casa finisce 0-0. Valsugana Roncegno, convincente vittoria nel derby per il Roncegno. Buona la partenza di gialloverdi che si provano con Micheli, ma alla prima occasione Mocellini punisce Matteotti con un pallonetto. Il Valsugana comunque non demorde, pareggiano poco dopo con un tiro di Andriollo. Al 60esimo Roncegno piazzano un 1-2 micidiale con Cristofoletti e Mocellini. Il Valsugana sembra al tappeto, ma la riapre al 70esimo con Rudy Micheli. Il match entra nella confusione e termina senza altri sussulti. Perde il Valsugana 2-3.